Ecco, oggi un'interessante iniziativa che presentate un libro di Luigi Pirandello in Esperanto. Sì, abbiamo pensato di tradurre un'opera di Pirandello, Uno Nessuno Centomila, in Esperanto. Abbiamo un traduttore di fama internazionale che si chiama professor Carlo Minnaia, il quale si è occupato della traduzione e l'abbiamo tradotto in Esperanto e pubblicato in questa edizione pregiata. Perché abbiamo tradotto in Esperanto Pirandello? Beh, innanzitutto siamo molto collegati ad Agrigento. Ad Agrigento abbiamo una realtà di alcuni esperantisti, per cui vorremmo anche far conoscere la nostra associazione. E inoltre il collegamento Pirandello, Nobel, Esperanto, quindi internazionalizzazione dell'opera pirandelliana tramite la lingua Esperanto, che è in pratica la lingua internazionale definita. Oggi c'è stato anche un evento culturale, avete anche presentato il libro presso il Liceo Classico Empedocle. Sì, questa mattina siamo stati presso il Liceo Classico Musicale Empedocle per presentare non solo il libro ed Esperanto, ma soprattutto anche la lingua Esperanto, la possibilità di imparare questa lingua internazionale tramite anche un progetto che abbiamo fatto come Istituto Italiano di Esperanto, si chiama 30 ore d'oro. È un progetto con il quale riusciremo ad insegnare l'esperanto anche ai giovani e agli insegnanti della provincia di Agrigento. Ecco, parliamo di questo libro che presentate in lingua Esperanto, una lingua che si differenzia ovviamente dall'italiano. In che modo? L'esperanto si distingue dall'italiano, dal francese, dal cinese, dall'arabo, dall'ungherese, insomma da qualsivoglia lingua cosiddetta etnica, cioè da quelle lingue che si sono formate spontaneamente nella storia e poi sono state sistemate, codificate dai grammatici. Perché? Perché l'esperanto è una lingua inventata a tavolino, si dice pianificata, da un signore di cui noi parleremo appunto ampiamente nella giornata, che voleva creare una lingua di collegamento, una lingua ponte fra persone che parlassero lingue diverse in modo che potessero capirsi con uno strumento linguistico semplice. Avete scelto le fabbriche chiaramontane, come mai? Abbiamo scelto le fabbriche chiaramontane perché sono diventate ormai un must, cioè uno spazio culturale, di veicolazione culturale importante, conosciutissimo dagli agrigentini e facile da raggiungere, e perché poi si trovano in un luogo pirandelliano. Noi abbiamo la via Pirandello che è qui vicino e qui si trova la chiesa di San Pietro dietro di noi, sulla quale il padre di Pirandello sparò il famoso colpo per silenziare la campana. Poi c'è anche una coincidenza temporale con Pirandello. Sì, assolutamente, perché quest'anno ricorre il 90° anniversario del conferimento a Pirandello del premio Nobel. Lui lo ebbe nel 1934, siamo nel 2024 e attraverso questo appunto il mondo esperantista vuole fare sentire il proprio interesse per Pirandello, tanto da essere arrivati a una traduzione di questo romanzo Uno Nessuno e Centomila, che in esperanto suona così come vedete. Ve lo leggo, unu neniu kaj centmil.